Mascherine al chiuso, lavoro agile dal Ministero della Salute, arrivano le indicazioni in caso di significativo aumento dei contagi da Covid. Pandemia imprevedibile, il Paese si prepari, ma Zaia invita alla calma, al momento non circolano nuove varianti, dice. Intanto, dopo l'ordinanza regionale, attivati i primi punti tampone negli aeroporti a partire dallo scalo più importante, il Marco Polo di Tessera. Un mese fa è tornato in Veneto dopo 3 anni, subito prima che in Cina iniziasse l'ondata di Covid che ora spaventa il mondo. Il racconto dell'imprenditore bassanese Riccardo Parise. Silenzio davanti al giudice durante l'udienza di convalida del fermo, così stamane la 51enne accusata dell'omicidio della madre e del tentato omicidio del padre a San Martino di Lupari. Secondo gli inquirenti avrebbe cercato di disfarsi del corpo della donna. L'uomo di Mestre, gremito di gente per l'addio agli amici 25enni che hanno perso la vita nello schianto la vigilia di Natale. L'appello della mamma di Riccardo: ragazzi, tenetevi stretti alla vita. Parla Ettore De Bon, il padre della 22enne pilota di Longarone che ha effettuato l'atterraggio di emergenza sul lago Rai. Mi sento miracolato, incidenti di questo tipo sono spesso letali. Anche Venezia e il Veneto partecipano al lutto planetario per la morte di Pelé, con un precedente da ricordare: la partita amichevole tra Venezia e Santos il 20 giugno del 67. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque, l'avete sentito, c'è una circolare del Ministero della Salute alle regioni in cui si parla di mascherine al chiuso, lavoro agile, insomma un ritorno alle restrizioni in caso la pandemia dovesse peggiorare, il quadro epidemiologico dovesse aggravarsi. La pandemia è imprevedibile, il Paese si prepari, dicono dal Ministero, ma il Presidente del Veneto Zaia invita alla calma, al momento dice non circolano nuove varianti. To be quiet, cioè stiamo tranquilli, niente panico, no panic. Rispetto al vertiginoso aumento di casi Covid in Cina, nella conferenza stampa di fine anno il presidente del Veneto Luca Zaia usa parole di rassicurazione, sebbene dal Ministero della Salute arrivino segnali di allerta elevata. Il nostro paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte l'influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di Covid, si legge nella circolare diffusa nelle scorse ore. Tra le azioni indicate in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, il Ministero cita l'uso delle mascherine al chiuso, smart working e riduzione degli assembramenti, e alle regioni chiede di verificare ed eventualmente aumentare posti letto e personale, il tutto in prospettiva, non in base alle attuali esigenze. L'evoluzione è che oggi possiamo dire ufficialmente, ne parlavo stamattina in una riunione con la dottoressa Russo, stiamo parlando di sottovarianti dell'Omicron, quindi siamo ancora in questo ambito. Ovvio che la Cina è grande, ragazzi, c'è un continente di fatto, però ad oggi siamo in un ambito di assoluto accompagnamento. Ma l'attenzione rispetto a quello che accade in Cina è molto alta. In alcune zone può circolare un certo tipo di virus, in altre può circolare un altro tipo di virus. Questo è quello che noi dobbiamo tenere sotto controllo. Quindi al momento stiamo anche valutando quello che la Cina sta cominciando a caricare nella banca dati internazionale, ed emerge solo questo tipo di variante. E noi abbiamo allertato e abbiamo i punti tamponi negli aeroporti, quindi non soltanto quelli che vengono attraverso voli diretti, che erano soltanto Malpensa e Fiumicino, ma tutti gli altri. Giornalmente cercheremo di vedere, anche per avere una dimensione del problema, però al momento insomma mi pare che sia tutto abbastanza sotto controllo. La norma che impone l'obbligo di sottoporre a tampone negli aeroporti i viaggiatori in arrivo dalla Cina è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, un'escalation di provvedimenti che suggerisce cautela anche guardando ai festeggiamenti del Capodanno. Non c'è nessun limite rispetto alle feste e agli assembramenti, poi ognuno usa il buon senso, cioè se una persona ha il raffreddore e non ha ancora fatto il test, magari eviti di andare in mezzo a un gruppo di persone in un ambiente chiuso, e così evitiamo di infettarle tutte. E dunque, lo avete sentito, sono stati attivati i primi punti tampone negli aeroporti a partire dallo scalo più importante del territorio, il Marco Polo di Tessera. Ecco come si presenta il Marco Polo al punto tamponi per la rilevazione del Covid-19 per i passeggeri provenienti dalla Cina dopo l'ordinanza del Ministro della Salute, sebbene lo scalo non abbia voli diretti da e per la Cina, con gli arrivi in questione ridotti a 5.000 all'anno rispetto agli 80.000 pre-pandemia. Di seguito l'impatto a Venezia come a Treviso, considerati nello specifico i vettori low cost che vi operano.
questo problema non sussiste nel semplice motivo che non ci sono passeggeri che transitano via hubs intermedi, essendo i vettori operanti all'aeroporto di Treviso semplicemente vettori punto a punto, cioè gente che prenota i suoi voli dall'Europa e all'interno del territorio europeo. Torna in dubbio la paura cinese, il paese si prepari, si legge nell'ordinanza governativa, mascherine e smart working se la situazione dovesse peggiorare. Praticamente stiamo tornando al febbraio-marzo del 2020, quando in corrispondenza del Capodanno cinese la nostra regione ha messo a punto un sistema di salvaguardia per i viaggiatori all'estero e soprattutto dai viaggiatori che rientravano dalla Cina. Al momento tuttavia impossibile fare previsioni di alcun tipo, l'unica certezza arriva dagli studi dell'Istituto Superiore della Sanità. Rileva come ad oggi la quasi totalità dei casi di Covid sia dovuta alla variante Omicron, che costituisce il 99,95% dei sequenziamenti depositati. Il restante 0,05% è da attribuire a ricombinanti Delta Omicron. Dobbiamo riuscire, a fronte del positivo, fatto con un tampone antigenico, fare una verifica con un tampone molecolare per andare a verificare se ci sono delle varianti diverse da quelle attualmente in circolazione. Un mese fa è tornato in Veneto dopo 3 anni, subito prima che in Cina venissero tolte le dure restrizioni e iniziasse l'ondata di Covid che ora spaventa il mondo. Il racconto dell'imprenditore bassanese Riccardo Parise. In una notte hanno cambiato idea e hanno annunciato innanzitutto alla popolazione che tutte le restrizioni e tutti i test necessari ogni 72 ore sarebbero stati eliminati praticamente all'istante. Dalla strategia Covid-0 e i lockdown feroci del 2022 con asintomatici nei capannoni, sintomatici nei container e tracciamento totale, alla liberalizzazione, il tutto in 24 ore. Riccardo Parise ha vissuto questo cambiamento di fatto mentre era già in viaggio per arrivare in Italia un mese fa, 3 anni dopo l'ultimo suo ritorno nel Veneto. Lui, l'imprenditore bassanese che da 12 anni vive e lavora a Shanghai, in questo biennio di pandemia ci ha più volte raccontato cosa accadeva nel gigante asiatico, ora di nuovo sotto gli occhi di tutti. Stop tracciamento e riapertura delle frontiere, la Cina che cede alle proteste di piazza per le restrizioni durissime dell'ultimo anno e un'ondata di casi e vittime che ora spaventa. Come si è arrivati a questo? 2 fattori per Parise. Primo, la mancata immunità di gregge raggiunta. Tutta la popolazione, stiamo parlando di 1.400.000.000 di persone, sono vergini con Covid e qualsiasi altra vaccinazione, quindi anche le difese immunitarie si sono paurosamente abbassate. Questo, unito a una densità di popolazione spaventosa, ha portato a una concentrazione di casi esponenziale. Vi faccio solo un esempio mio personale. In ufficio ho 8 ragazzi, in 10 giorni 8 su 8 sono positivi. Però è anche vero che in 10 giorni 6 su 8 hanno già risolto il problema e sono già tornati in ufficio. Secondo, i vaccini. Da una parte oltre il 40% degli over 60 senza copertura, dall'altra la scarsa efficacia dei vaccini cinesi. Un vaccino che ha un'efficacia, si dice, intorno al 55% rispetto a Pfizer. E quindi anche questo sicuramente ha influito. Già qua voi vedete che con i vaccini europei c'è una facilità abbastanza importante di prendere Covid, lì ovviamente come non averlo. Tanto è vero che io sono rientrato e già in questi 20 giorni ho fatto una doppia dose di Pfizer giusto per sicurezza. Certo, resta un problema non da poco per inquadrare la situazione, la mancanza di dati certi. La popolazione, noi non sappiamo esattamente che cosa stia succedendo in termini di morti. Di morti o anche di positivi? E anche di positivi, ora non danno più indicazioni di sorta, quindi non sappiamo. Ci basiamo sulla nostra appunto quotidianità, si parla di circa il 40% della popolazione, ma secondo me in determinati casi si parla ampiamente del 60-70% dei contagi. E allora chi ha avuto ragione nella lotta al Covid, la Cina o l'Occidente? E dobbiamo davvero preoccuparci? Aspettiamo ancora un po' per avere un bilancio definitivo, perché se io faccio una media dico che nel 2020 aveva vinto la Cina. Parzialmente fino al 2021 aveva vinto la Cina perché comunque funzionava tutto. L'economia è schizzata nel 2021, è stato uno degli anni migliori in termini di business perché ovviamente i cinesi stavano all'interno e compravano in Cina.
Poi probabilmente hanno voluto forzare la mano con questa policy di Covid-0. Evidentemente poi quando hanno visto che anche loro non potevano più sopportare questa situazione, hanno deciso di smollare. Poi potevano farlo per gradi? Probabilmente sì. Vedremo che a marzo, bene o male, la cosa sarà risolta. Adesso vediamo cosa succede se tutti i cinesi vogliono uscire e vengono in Italia. Quindi anche qui certo che è importante monitorare la cosa. Non vorrei che però ci fosse qui una chiusura totale, che gestiscono la cosa assolutamente con rigore ma con buon senso. E dunque l'appello a non cedere al panico è chiaro e questa volta Parise, che a febbraio tornerà a Shanghai per lavoro, parla proprio da imprenditore. I cinesi sono degli ottimi spendaccioni nel senso positivo del termine. Lasciamoli uscire, lasciamoli venire, perché poi il turismo, l'economia, il commercio ne trarrà assolutamente vantaggio. Lasciamo questa pagina legata al Covid, andiamo alla cronaca. Si è tenuta questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Diletta Miatello, la 51enne accusata dell'omicidio della madre e del tentato omicidio del padre a San Martino di Lupari. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere, secondo gli inquirenti avrebbe cercato di disfarsi del corpo della madre. Questa mattina davanti al GIP di Padova si è celebrata l'udienza di convalida del fermo della mia assistita. Diletta Miatello si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Questa mattina davanti al GIP la 51enne ex vigilessa accusata dell'omicidio della madre e del tentato omicidio del padre ha scelto il silenzio. Una strategia difensiva concordata con l'avvocato Elisabetta Costa, nominato di fiducia, che ieri in carcere ha incontrato per la prima volta la sua assistita. La signora è in stato di shock ed è una persona che sta soffrendo moltissimo. Si è resa conto di quello che è accaduto? È molto difficile per me come difensore, che non ho nessuna competenza tecnica, poter rispondere adeguatamente a questa domanda. Sceglie di non aggiungere altro l'avvocato, che in queste ore ha chiesto di poter essere messa in contatto con chi aveva in cura Diletta al centro di salute mentale di Cittadella. Una cura iniziata ma mai completata, appuntamenti che sovente la 51enne disertava. Troppo presto per ipotizzare la richiesta di una perizia psichiatrica per la donna, perizia che potrebbe comunque essere disposta anche dal giudice. Giudice che dal momento della richiesta del fermo ha 48 ore di tempo per convalidarlo. Con tutta probabilità Diletta Miatello però resterà in carcere. Mantiene il massimo riservo l'avvocato sui contenuti dell'incontro avvenuto con la 51enne, se la donna ad esempio abbia chiesto o meno di vedere la sorella Chiara. Il fascicolo con gli atti è stato messo in queste ore a disposizione. Per i due capi di imputazione, omicidio e tentato omicidio, Diletta Miatello rischia l'ergastolo, vista l'aggravante dell'uccisione di un familiare. La procura punterà a contestare la premeditazione. Nella casa della donna sono stati trovati diverse paia di guanti in lattice. Gli inquirenti sospettano che si sia sbarazzata dei vestiti sporchi e abbia fatto una doccia prima di allontanarsi da casa. La colf, sentita dai carabinieri, aveva raccontato di essere stata allontanata da Diletta al mattino. Addosso la 51enne aveva una cuffia da doccia e la vestaglia. Maria Angela Sarto è stata trovata in una pozza di sangue avvolta in un piumino sopra il materasso, che però giaceva a terra. Forse la donna in un primo momento avrebbe cercato di liberarsi del corpo della mamma. Il Duomo di Mestre gremito per l'addio a Riccardo e Tobia, i due 25enni che hanno perso la vita nello schianto la vigilia di Natale. La mamma di Riccardo ha lanciato un monito: tenetevi stretti, alla vita è un dono prezioso. Per l'ultimo saluto nel Duomo di Piazza Ferretto a Mestre, in tanti hanno voluto salutare i due amici Tobia De Ecker e Riccardo Pastrello. 25 anni entrambi sono stati adagiati di fronte all'altare, l'uno a fianco all'altro, come chiesto dalle famiglie, circondati dai parenti e dagli affetti. Un unico funerale per i due amici che sono cresciuti insieme e insieme hanno tragicamente perso la vita alla vigilia di Natale nello schianto all'alba contro il muretto che lungo Via della Libertà a Mestre separa la strada dai binari della ferrovia mentre stavano rientrando a casa dopo una serata in compagnia. Nel tempio gremito di gente gli allenatori di basket, la loro grande passione, i loro insegnanti di architettura e numerosi amici. Tutti insieme per un lutto che ha sconvolto tutta la città. E siamo tutti ancora increduli di quello che è successo. E davanti a fatti terribili come questi non ci sono molte parole adeguate che si possono dire. Io sto facendo fatica a parlare. Con la voce rotta dal dolore, la mamma di Riccardo ha voluto parlare lanciando un monito.
Dovremmo dare un senso a questa immane e insensata tragedia. Chiedo a tutti voi che gli avete voluto bene di farlo vivere nei vostri cuori e nei vostri pensieri. E a voi ragazzi, voi giovani, che avete perduto un amico e un fratello, vi chiedo, vi prego, di tenervi stretti alla vita, che è un dono prezioso che in un attimo può fuggire. Un familiare è intervenuto per ricordare Tobia. Tobia non vorrebbe tutto questo dolore. Ci pregherebbe di superarlo, di sorridere nel suo ricordo. In chiesa ad accompagnare Riccardo anche la fidanzata, appena dimessa dall'ospedale e fuori pericolo, ma ancora provata a fatica. Ha voluto dedicare un pensiero al suo amore. Continuo a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. La notte della tragedia c'era anche lei in auto con gli amici e il fidanzato. Asciuga le tue lacrime e non piangere. Se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace. Ciao Riccardo, amore. Ciao Tobia, amico mio per sempre. Seduta dietro al conducente si è salvata, esattamente come il giovane che era alla guida, risultato positivo all'alcol test dopo l'impatto e ora indagato per duplice omicidio. Distrutto dal dolore, ha chiamato le famiglie degli amici scomparsi. E un miracolo di fine anno lo si può considerare l'esito dell'incidente stradale accaduto poco dopo le 11 di oggi a Oregni di Sospirolo. L'auto sulla quale viaggiavano 3 giovani è uscita autonomamente di strada finendo contro lo spigolo in cemento della recinzione di un'abitazione. Per i ragazzi neppure il tempo di realizzare l'accaduto. L'auto è stata avvolta dalle fiamme e i giovanissimi, pur feriti, sono riusciti a mettersi in salvo. Tutti e 3 sono stati trasferiti all'ospedale. Per il più grave si è reso necessario l'elitrasporto al Cafoncello di Treviso. Le operazioni di soccorso sono state eseguite dai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. La Polstrada ha eseguito i rilievi di legge e ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. E un contest tra gli studenti in tema di sicurezza stradale viene lanciato da Regione e Ufficio Scolastico Regionale. Un'altra strada challenge, il titolo. I ragazzi saranno chiamati a ideare delle campagne di comunicazione per la sicurezza, poi una commissione valuterà i migliori lavori. Iscrizioni dal 13 gennaio, 90 giorni di tempo. Sentiamo proprio la dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale. È un'iniziativa che è assolutamente condivisibile nella sua impostazione perché non fa leva sulla paura, sulle sanzioni, sui divieti che pure comunque hanno la loro funzione, ma fa riferimento alla leva culturale ed educativa, direi prima ancora che educativa culturale delle persone. C'è la libertà che si conquista e l'autonomia che per i giovani è un fatto importantissimo, ma accanto a questa deve maturare anche il rispetto per la vita, per la salute propria delle altre persone. Quindi è un fatto proprio veramente squisitamente culturale, cioè man mano che cresce l'autonomia e la libertà deve crescere anche la responsabilità, in questo caso la responsabilità verso il rispetto, verso la propria vita e la vita degli altri. Quindi muoversi nell'ambito educativo e culturale è l'investimento migliore. E ha fatto il giro del mondo la notizia dell'incidente aereo sulle Dolomiti Trentini che ha visto protagonista una pilota bellunese di appena 22 anni. Grazie alla sua manovra d'emergenza la giovane ha salvato la sua vita e quella dei 2 passeggeri, il fratello e la compagna di quest'ultimo. Il papà Ettore ci ha detto: mi sento miracolato. L'appellativo più in voga nelle ultime ore è quello di Maverick, il nome di battaglia di Pete Mitchell di Top Gun, ma qui non siamo sulla portaerei americana Enterprise e l'ultraleggero pilotato da Silvia De Bon non è un F-14. Tuttavia l'eco della manovra compiuta dalla 22enne che mercoledì pomeriggio ha fatto planare il suo aereo in avaria sulle nevi del Lagorai sopra Predazzo in Trentino ha fatto il giro del mondo. La giovane, fresca di brevetto di volo conseguito all'Aeroclub di Belluno e di una abilitazione al volo ottenuta negli Stati Uniti con una invidiabile dose di sangue freddo, ha salvato la sua di vita e quella dei 2 passeggeri dell'ultraleggero, il fratello Matteo con la fidanzata Giorgia, tutti di Longarone. Il papà Ettore parla di un miracolo. Mi ritengo fortunato, stavolta sì, perché diciamo che le statistiche non andavano a mio favore.
cioè, tutti quelli che sono caduti tutti male. Silvia De Bon era partita dall'aeroporto di Belluno per un volo turistico verso Bolzano con rientro lato Cortina. Verso Trento la decisione di riprendere la via di casa da Predazzo perché non c'era più tempo, ma sul Lago Rai l'aereo perde quota. Lei mi ha detto che aveva sto calo di motore e che non è riuscita a far alzare l'aereo. La montagna, le pareti della valle erano troppo vicine e non sarebbe riuscita a fare una manovra così. Dopo in quei casi là sono quelle cose che ti capitano così tra capo e collo che devi prendere una decisione all'ultimo. Ettore De Bon viene raggiunto dalla chiamata del figlio Matteo che gli racconta l'accaduto. Stanno tutti bene ed è già un miracolo. Solo Silvia è ancora trattenuta al Santa Chiara di Trento. È in ospedale per accertamenti perché diciamo che dei tre è quella che ha avuto la botta più forte, no? Forse perché mio figlio e la sua ragazza hanno avuto anche modo di potersi proteggere, no? Con le mani. Lei probabilmente avendo in mano la cloche diciamo che non aveva un appoggio fisso. Sull'incidente è stata aperta una doppia indagine, una giudiziaria, l'altra in capo all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. L'aeroplano è stato posto sotto sequestro. All'Aeroclub di Belluno si pensa addirittura a un pellegrinaggio a Meggiugori. Io posso anche credere, ma io ci vado. Ci vado. E ora un'altra storia a lieto fine a Padova, ritrovato in mezzo alla strada e tratto in salvo da una pattuglia della polizia un cagnolino che è stato poi restituito ai proprietari. I poliziotti hanno notato che vagava da sola per le strade una cagnolina di razza pincher. L'hanno avvicinata in via Bembo e dopo averla tranquillizzata l'hanno portata in salvo facendola salire nell'auto di servizio. Successivamente, dopo averla accudita nella sezione di Padova, hanno immediatamente contattato il veterinario per la lettura del microchip. Il tutto si è felicemente concluso con la riconsegna della piccola Lucy alla legittima proprietaria. Anche Venezia e il Veneto partecipano al lutto planetario per la morte a 82 anni della perla nera Pelé. C'è un precedente da ricordare, la partita amichevole tra Venezia e Santos il 20 giugno del 1967. Pelé amava Venezia e l'Italia, ecco perché la scomparsa di Orei all'età di 82 anni ha suscitato anche in Laguna, come in tutto il mondo, una forte onda di emozioni. Ma c'è una data di un incontro memorabile, il 20 giugno del 1967, quando a Riccione il Santos, con Pelé in campo, sfidò il Venezia in una partita amichevole per beneficenza. Tra i neroverdi in campo c'era anche Bruno Rigo, classe 1947, residente al Lido di Venezia, che oggi siamo andati a trovare e racconta. Tutto il gruppo, sia il Venezia che ha voluto che il Venezia e il Santos facessero un po' di gruppo sullo spogliatoio. Abbiamo fatto solamente su una stanza. C'era solo un posto, era un posto vicino a Pelé, e Pelé ha visto che io guardavo dove potevo mettermi e lui mi ha detto: Bruno, vieni qua che stai vicino a me, non preoccuparti, stai tranquillo. Di quella partita, finita 1-0 per il Santos, rimangono alcune preziosissime foto. Vediamo Pelé con lo stesso Rigo e poi con Ferruccio Mazzola. Il biglietto d'ingresso per il pubblico costava 2.000 lire. La partita inizialmente doveva disputarsi a New York, ma poi fu proprio Pelé a chiedere che fosse giocata in Italia. Quando siamo cambiati ho visto le gambe di Pelé e ho detto: Madonna, che gambe hai Pelé, così potenti, così forti? E lui mi ha risposto: Bruno, cosa vuoi? Io sono una Ferrari, non posso avere il motore di una 500. Posso dire che perdere Pelé, la morte di Pelé è stata una perdita mondiale, sia da parte dello sport e anche come persona della sua vita, che era veramente una brava persona. Su queste parole allora noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Tra poco come sempre l'edizione di Venezia, adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo.
La tendenza meteo per il fine settimana di Capodanno conferma un'espansione più decisa dell'alta pressione, accompagnata da una massa d'aria eccezionalmente mite. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, con nubi basse, foschie e nebbie in pianura, a tratti fitte e persistenti per tutta la giornata. Sulle zone montane e pedemontane maggiori schiarite. Dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità. Temperature stazionarie minime tra 5 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in prevalenza nuvoloso con foschie e possibili nebbie. Sulle Alpi sarà un po' meno coperto con la comparsa di alcune schiarite. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 10-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà diversa. Le nubi si dissolveranno in mattinata, lasciando spazio, come vediamo, al sole. Temperature minime intorno a 2-4 gradi, massime sugli 8-11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.